È un qualcosa a cui abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto rete, io la vicepresidente e poi Anna Zago di RES, perché ci abbiamo creduto. Abbiamo creduto che un progetto culturale non possa prescindere dall'essere inclusivo e quindi dall'occuparsi anche delle realtà più piccole, questo per far sì che tutti debbano avere uno spazio e quindi abbiamo cercato di coinvolgere, parliamo di realtà teatrali, di spettacolo dal vivo e quindi abbiamo cercato di coinvolgere i comuni, diciamo, il comune di Mira, il comune di Milano, il comune di Este, il comune di Stra, per cercare di creare un legame forte anche con il territorio. Ovviamente questo parte un po' come progetto pilota, anzi speriamo che parta, nel senso che noi l'abbiamo preparato come si è potuto vedere e speriamo che chi viene dopo insomma ne faccia buon uso e lo faccia veramente camminare. Comunque è una grande opportunità perché effettivamente quando si parla, come diceva prima il professor Panozzo, di impresa culturale, allora non dimentichiamoci che è comunque si tratta di fare impresa e allora anche il mondo dell'impresa deve trattare la cultura come dove ci sono le imprese proprio culturali di conseguenza. Oggi abbiamo presentato un progetto importante perché le compagnie teatrali indipendenti, in particolare dentro RES, che è una rete delle compagnie indipendenti in Veneto, ci ha chiesto fin da tempo di poter pensare a un progetto che valorizzasse, appunto a mo' di vetrina, il loro lavoro ma all'interno dei territori dei comuni del Veneto. Con la Presidente abbiamo lavorato per un po' di tempo e assieme alle compagnie indipendenti, al Teatro Stabile e ad Artevenna abbiamo realizzato questo progetto che adesso si dovrà concretizzare nell'edizione dell'anno prossimo. Abbiamo invitato oggi alcuni comuni, penso al comune di Este, che potrà ospitare eventualmente proprio questi spazi vetrina, cioè la cultura che invade in maniera positiva i territori dei comuni, gli spazi culturali dei comuni e organizza appunto un nuovo modo di fare teatro di prossimità e per le persone che vivono in questi territori. Avere proprio l'idea di costruire un progetto che possa accogliere tutti. È ovvio che quando si parla di una vetrina, anche con un concetto nuovo di vetrina, che è un concetto non di vetrina passiva ma di hub, di network, non possiamo prescindere dal fatto che una vetrina si svolge in alcuni giorni precisi, quindi abbiamo 3-4 giorni, ovvio. Non si possono magari accogliere 50 spettacoli diversi perché non c'è la possibilità, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a creare una serie di eventi collaterali e di modalità per cui anche chi non verrà incluso nella rosa dei 15 spettacoli, 12 spettacoli presentati abbia una possibilità di circuitazione, come creando un catalogo magari online che viene distribuito a tutti i vari operatori nazionali e internazionali, creando degli incontri proprio B2B con vari direttori artistici, con gli operatori e poi avere delle cene di incontro, di network, di conoscenza. Ecco, questa era l'idea di non escludere nessuno. Chi vuole partecipare deve avere e sapere che c'è possibilità veramente di incrementare il proprio lavoro.